Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mattifragols 2.0. Oggi analizzeremo la terza parte della storia egizia, il Medio Regno. Il primo periodo intermedio terminò attorno al XXI secolo a.C., con una nuova unificazione dell'Egitto sotto una dinastia tebana, l'11ª. Quel periodo di crisi, descritto nei secoli successivi come un'epoca di forte decadenza, finì con il regno di Mentuhotep II, il quale si fece conoscere con l'epiteto di Seankiptawi, ovvero colui che vivifica il cuore delle due terre, alludendo ad un'opera che prima sembrava impossibile: riunire l'Egitto sotto un'unica corona. Ecco perché tutti i sovrani successivi, che si ispireranno alla tradizione tebana, si riferiranno a lui. Mentuhotep II dovette intervenire in alcuni nomos per stabilizzare il suo controllo diretto su tutto il regno, frenato dai funzionari che nel periodo precedente avevano instaurato un sistema feudale in contrasto con il potere centrale. Inoltre migliorò l'economia ricominciando i commerci con Nubia, Siria e Mesopotamia. A testimoniare la grandezza del sovrano è il tempio che il faraone si fece costruire contro la falesia rocciosa di Dei el-Bahari, sulla riva occidentale di Tebe. L'edificio è costituito da una terrazza, nel cui centro si innalza una struttura piramidale e attorno a questa un portico a triplice colonnato. Oltre a queste si trovano la tomba del sovrano e una cappella. Entrambe risiedevano all'interno della parete rocciosa del sito, che affacciava su degli splendidi giardini. Questo percorso di ripresa si prolungò per tutta l'11ª dinastia, raggiungendo il suo apice con il primo faraone della 12ª dinastia, Amenemat, figlio di un sacerdote, ricordato come il funzionario di Mentuhotep IV. Una volta salito al trono, Amenemat prese il nome di Horus di Buen-Mesu, ovvero colui che ripete la nascita, intendendo l'inizio di un'età nuova. Le sue scelte politiche, infatti, sono concentrate nel consolidare il potere regale e potenziare l'unione nazionale, affidando il governo dei nomos a persone fidate, oltre che spostare la capitale da Tebe a Ishtawi, ovvero colei che afferra le due terre. Per fermare le infiltrazioni dei popoli stranieri, Amenemat fece costruire diverse fortezze sul delta orientale, dette Mura del Principe. Nonostante questo, però, Amenemat sembrava dubbioso della stabilità del suo potere, arrivando ad associare al trono il figlio Sesostri I, al quale affidò la difesa del territorio, mentre a lui rimase il potere politico. Gli eventi che istituiamo alla successione del trono tra Amenemat e Sesostri sono raccontati nel famoso racconto La storia di Sinuè, dove si comprende la paura del sovrano verso la sua corte. Amenemat muore assassinato, mentre Sesostri è impegnato a sopprimere una sommossa di alcune tribù libiche. Sinuè, funzionario di corte, spaventato dalle possibili conseguenze che porterà la morte del faraone, fugge dall'Egitto per essere accolto in una tribù. Diversi anni dopo, Sinuè chiede a Sesostri di tornare in Egitto e il sovrano glielo permette, dove verrà sepolto degnamente. Un altro testo molto individualista sono le cosiddette norme di Amenemat, dove il sovrano detta delle leggi per i futuri regnanti sul trono d'Egitto. Ecco una citazione dal testo: diffida dei tuoi sottoposti. Non fare qualcosa se non pianificato con cura. Non stare con loro quando sei solo. Non fidarti di un fratello. Non puoi avere un amico. E non circondarti di conoscenti. Non serve a nulla. Nonostante questo pessimismo, che il sovrano dovrà mantenere per tutto il suo regno, l'Egitto della 12ª dinastia cerca una nuova identità, dove il sovrano non è più Dio, ma uomo tra gli uomini, che possiede un potere che trascende i suoi limiti. Sesostri I fu un re prettamente guerriero, tanto da arrivare alla terza cataratta, sconfiggendo i Nubiani.
Lo spostamento precedente della capitale mirò l'interesse dei sovrani verso la zona fertile del lago Karun, dove, con ispirazione precisa all'antico regno, furono costruite molte opere architettoniche. Amenemhat II e Sesostri II cominciarono questo progetto. Il primo fece costruire la sua piramide ad Dashur, mentre il secondo creò una piramide molto particolare a El-Laun. Quando salì al trono Sesostri III, forse a causa di alcuni moti indipendentisti, la centralità del potere regale venne restabilizzata. Il sovrano mise in atto una campagna contro i governatori delle province per evitare un nuovo crollo e una nuova separazione del regno. Sesostri III era molto preoccupato per le frontiere, tanto da sconfiggere i Nubiani e, creando un canale alternativo, poté superare anche la terza cataratta. Per difendere i territori meridionali, Sesostri III costruì una splendida fortezza nella località di Buen. In tutto il Mediterraneo antico non si è mai visto niente come questa fortezza, che per i materiali e per lo stile architettonico, contenente torri di avvistamento, un ponte levatoio e un burrone pieno d'acqua, sembra appartenere ad una futura nostra tappa, il Medioevo. A succedergli sul trono fu Amenemhat III, il quale viene deificato nel tempio di Medinet Madi, dedicato a Sobek e a Renenutet, la dea delle messi, ma sepolto nel complesso piramidale detto il Labirinto. Sotto questo faraone situiamo la storia biblica di Giuseppe e della sua interpretazione dei sogni, e la migrazione della sua famiglia nel paese, che colleghiamo con la relativa infiltrazione di genti semitiche in Egitto, che dapprima erano dei seminomidi del deserto siriano, ma che si trasformarono tra la fine della XII e l'inizio della XIII dinastia in persone di forte influenza sul regno d'Egitto. Nelle iscrizioni geroglifiche, il capo di queste genti viene chiamato Ekakasut, ovvero il governatore delle terre straniere, dal quale si ispirò la versione greca del termine, che divenne Ixos. Ecco perché quelle genti vengono ancora oggi ricordate così. Neferu Sobek fu l'ultimo a regnare sul medio regno egizio, siccome dalla successiva XIII dinastia i monarchi furono incapaci di sostenere i numerosi problemi economici e le diverse infiltrazioni di genti straniere, facendo cadere l'Egitto in un nuovo periodo di crisi. Uno di questi faraoni fu Enlil, il quale fu il primo ad avere radici semitiche. Le due regioni del Basso e dell'Alto Egitto erano di nuovo indipendenti, ma dal primo se ne separò un'altra, detta Sois, sotto la spinta di Sobek-Hotep IV, nella zona paludosa del delta occidentale, che costituì una nuova dinastia contemporanea della precedente, la XIV. Il Basso Egitto era diviso in due e cercò diverse volte di recuperare la zona occidentale, cadendo in crisi e facendosi sottomettere dagli Ixos, governati da Salitis, ormai diventati molto più influenti, che formarono la XV dinastia. Nonostante siano culturalmente diversi dalle popolazioni nilotiche, gli Ixos portarono in Egitto l'arte della guerra e strumenti molto utili, come il carro trainato da cavalli e la Kopesh, spada cananea. Come ho detto prima, colleghiamo perfettamente gli Ixos ai Cananei, chiamati dagli Egizi Abiru, gli Ebrei e i diversi popoli del mare, come gli Shardana, gli Shakalasa e i Peleset, nostre vecchie conoscenze. Nel frattempo, l'Alto Egitto venne invaso dai Cusciti, e così i superstiti della ex XIII dinastia si concentrarono in territorio neutrale tra i due regni stranieri, il Medio Egitto. Qui fondarono la XV dinastia, che però finì nella sfera di influenza degli Ixos. La situazione era critica.
A nord, dal delta ad Ermopoli, il regno di Eka-Kasut, con capitale Avaris, e a sud, dalla Bassa Nubia ad El Kab, il regno dei Cusciti, con capitale a Kerma. Nel Medio Egitto il clima era simile a quello che qualche secolo prima provarono i nobili durante la crisi successiva all'antico regno, di cui questa è la diretta continuazione, perciò detta secondo periodo intermedio, dove l'unione era ormai un lontano ricordo. Con la fine della XVII dinastia, però, le cose cambiarono. Il faraone Sekenratao II, intorno al 1540 a.C., fu il primo a cominciare il combattimento con Nubiani ed Ixos. Il figlio Camose, ispirandosi a Mentuhotep II, mise Tebe sul piedistallo della lotta d'indipendenza contro gli stranieri, scontro che finì con il suo successore Ahmose, il quale sconfisse Apophis, il governatore degli Ixos. Questo evento viene collegato a volte con Mosè e con l'Esodo, quando queste popolazioni semitiche scapparono dall'Egitto e soprattutto il vulcano di Tera eruttò, creando sull'Egitto le famose 10 piaghe. Tutti sappiamo però che la Bibbia prese spunto da diversi eventi, riunificando diverse fonti, che dissociano nello spazio e nel tempo. Ma questa è un'altra storia, lo vedremo in seguito. Ritornando all'Egitto, Ahmose riuscì a riunificare tutto il regno, iniziando un nuovo periodo, che vedremo però in un mio prossimo episodio. Grazie dell'ascolto, spolliciate, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!